Vicepresidente Bolzonello, quest'oggi incontro con Quito, una grande azienda, quali sono i fattori di vantaggio competitivo che avete a loro illustrato e che possono essere attrattivi anche per altre grandi imprese come questa? I vantaggi competitivi di questo territorio sono complessivi, nel senso che noi in questo territorio facciamo ricerca, facciamo formazione, facciamo industria di grandissimo livello, abbiamo tutto il tema della possibilità di avere il credito erogato non solo dal sistema bancario ma anche da finanziarie regionali che accompagnano le nostre aziende, i fondi di rotazione, in particolare il FRIE, insomma un sistema complessivo che rende questo territorio molto competitivo. È evidente che avere 3 università è importantissimo, è evidente che avere i poli tecnologici è altrettanto importante. Certo, in questo territorio c'è un vantaggio competitivo che pochi altri posti al mondo hanno, e cioè il saper fare di questa terra, la capacità di fare un manifatturiero di altissimo livello e quindi di sapere che i prodotti che vengono confezionati qui sono a livello top mondiale, e questo è proprio uno di quegli aspetti che le aziende vogliono per poter venire ad investire. A questi uniamo poi tutto il tema della fiscalità, quindi la possibilità di avere abbattimenti per quanto riguarda l'IRAP e quant'altro. Insomma, un sistema complessivo, quello del Friuli Venezia Giulia, che permette sicuramente a un'industria di dire andiamo ad investire lì. Vicepresidente, nel concreto poi è emersa la volontà e la possibilità di collaborare tra le nostre università, quindi il mondo del sapere scientifico e il mondo appunto dell'Akito con i propri ingegneri, a investire anche e soprattutto negli studenti, nelle scuole. Il gruppo Quito è uno dei gruppi importanti mondiali, in particolare nella materia del metallo pesante, e ha una consuetudine rispetto all'ingegneria molto significativo. Da parte del Presidente Quito c'è stata un'apertura rispetto a scambi esperienziali dalla università a cui loro si rivolgono come gruppo alle nostre università. Metteremo in contatto tramite Confindustria Udine le due realtà, e sicuramente potrebbero esserci degli significativi scambi e significativi approfondimenti rispetto a quelli che poi alla fine vanno a fare industria, cioè questi ingegneri che escono dalle loro università, sono quelli su cui si fonda il futuro della nostra industria.